Onorevole Valbusa, decreto riaperture significa per il territorio gardesano anche turismo e quindi insomma una boccata d'ossigeno per l'economia, anche se i parchi in particolare lamentano una riapertura al 1° luglio che penalizza in qualche modo la loro attività. Sì, sicuramente per il nostro territorio, soprattutto per il lago di Garda, entroterra gardesano anche, ma anche la città di Verona stessa, il fatto di ritornare alla zona gialla significa molto. Questo però non è abbastanza sicuramente, infatti noi della Lega siamo assolutamente contro il coprifuoco alle ore 22, anche perché questo significa eh, andare a creare degli assembramenti prima delle 22, quindi cercando di togliere questo coprifuoco noi andremo a diluire la gente che passeggia piuttosto che frequenta determinati luoghi ed è per questo che ci stiamo battendo per togliere appunto il coprifuoco. Il nostro territorio, essendo un territorio che vive soprattutto di turismo, lo vediamo in estate, turismo spalmato su più giorni, invece la città è un turismo a volte mordi e fuggi. Vogliamo e lo stiamo facendo, noi della Lega stiamo lavorando per riaprire anche i parchi tematici, sono molto importanti per il nostro territorio e rappresentano un volano per l'economia importantissimo. Stiamo già parlando, abbiamo già avviato un'interlocuzione con il ministro Garavaglia e non solo, anche con il ministro D'Incà, che è per i rapporti al Parlamento, e sicuramente non ci fermeremo qui perché vogliamo assolutamente la riapertura di questi importanti parchi per il lago di Garda, ripeto, l'entroterra, ma anche per la città di Verona.